Sono Fabio Conditi, sono il presidente di un'associazione che si chiama Moneta Positiva e da tanti anni ci occupiamo proprio di analizzare il sistema economico, individuare le cause della crisi economica che purtroppo imperversa da tantissimi anni e soprattutto cerchiamo di trovare soluzioni concrete e realizzabili per uscirne. Sono qui per merito di Francesca perché la conosco da tanti anni, è una combattente nata e quindi quando mi ha chiesto se gli davo una mano su questa cosa ho detto accetto volentieri, anche perché bisogna che cominciamo a prendere in mano il nostro futuro. Signori, nessuno ci verrà a salvare. Se non siamo noi a metterci in moto, a rimboccarci le maniche e a ribadire e a rinforzare quella che è la nostra sovranità individuale e collettiva, non ci sarà nessuno che ci verrà a salvare. E la sovranità non è un concetto che ti può essere assegnato da qualcun altro. O tu ti senti sovrano, o sei sovrano, o se no sarai schiavo. Quindi la condizione di sovranità è una condizione che noi dobbiamo recuperare e riprenderci. E siccome la moneta, come diceva Francesca e come ha sempre raccontato in tutti i suoi incontri, è l'elemento più importante. Se voi ci pensate, non esiste aspetto della vostra vita che non sia condizionato fortemente dalle questioni monetarie, perché senza soldi, parliamoci chiari, non si fa niente, non si possono comprare beni e servizi, non si riesce a comprarsi una casa, non si riesce a fare praticamente niente. Il problema è che viviamo in un sistema economico dove noi pensiamo che il denaro esista già nel sistema economico. In realtà il denaro viene continuamente creato da soggetti che ce lo prestano e glielo dobbiamo restituire con gli interessi. Quindi, da una parte, come diceva Francesca, aumenta il debito pubblico sul quale tutti noi paghiamo una certa quota delle nostre tasse proprio per pagare gli interessi sul debito pubblico. Ma c'è un'altra cosa che è ancora più influente, che pochi rilevano, e che è il debito privato. Debito privato significa quando noi compriamo una casa, compriamo qualcosa, ci indebitiamo in banca, quando un'azienda vuole fare un'attività produttiva, non ha altre alternative che prendere i soldi in prestito in banca, doverli restituire con gli interessi. Però che cosa succede? Che quando voi andate a comprare il bene o il servizio prodotto da quella attività economica, dentro il costo di quel bene, di quel servizio, ci sono anche gli interessi che l'azienda ha dovuto pagare per indebitarsi in banca. Quindi non solo noi paghiamo continuamente interessi sul debito pubblico, ma noi paghiamo anche interessi sul debito privato. E se il debito pubblico, aggiorno il dato della Francesca, è 3.000 miliardi, ha superato i 3.000 miliardi, il debito privato supera i 3.600 miliardi. Quindi stiamo parlando che l'Italia ha un debito complessivo di quasi 7.000 miliardi, sul quale paghiamo ogni anno quasi 200 miliardi di interessi. 200 miliardi finiscono solo a compensare questo continuo prestito di denaro. Allora, siccome la moneta in realtà si crea, perché vi do una notizia se non lo sapete già, dal 1971 non esiste più alcuna moneta al mondo che sia agganciata all'oro o che sia convertibile in qualcosa che abbia un valore. La moneta si dice fiat, cioè può essere creata con un clic del computer. E infatti viene creata continuamente all'interno del settore bancario, all'interno dei mercati finanziari, per, diciamo, arricchire coloro che hanno questo potere e questa capacità. In realtà noi la moneta può essere creata direttamente dallo Stato, ma può essere creata anche dalle regioni e dai comuni. Vi consiglio di andare a vedere perché c'è un articolo del testo unico bancario che definisce coloro che hanno il potere di creare moneta elettronica, e in questo articolo al comma 2, al primo comma, praticamente possono creare moneta elettronica le banche e gli istituti di moneta elettronica. Al secondo comma possono creare moneta elettronica le banche centrali, gli stati, le regioni, i comuni e Poste Italiane. Cioè oggi i soggetti che hanno il potere di creare moneta sono veramente tanti e lo possono fare in determinate condizioni. Quindi quello che noi diciamo è nel momento in cui si istituisce un governo regionale ai quali lo Stato assegna tutta una serie di funzioni, a partire dalla sanità
a partire del governo del territorio, a partire da tutta una serie di funzioni. Ma come fa una regione a finanziare tutte le opere necessarie a migliorare la qualità della nostra vita se la moneta non la può creare? Se lo Stato gli assegna solo una quota, una piccola quota delle tasse che noi paghiamo ogni anno. Considerate che le tasse che percepisce la regione, che sono poi l'IRAP, l'addizionale IRPEF e poche altre cose, sono una quantità piccola rispetto alla tassazione che si prende lo Stato. Quindi arriviamo al paradosso che se la regione Veneto volesse fare investimenti produttivi nel proprio territorio, i vantaggi di questi investimenti, cioè il gettito fiscale prodotto da questi investimenti, per la stragrande maggioranza finirebbe al governo centrale e non rimarrebbe qui nel territorio. Quindi dobbiamo cercare di invertire questa tendenza e la cosa fondamentale è realizzare una moneta che la regione stessa possa emettere. Ovviamente avrà valore solo nel Veneto, ma questo è un vantaggio perché avrebbe la tendenza qualsiasi cittadino che riceve questa moneta a spenderla con le aziende venete e non andare a prendere, a comprare su Amazon. E quindi avremmo una moneta che permette di incrementare la crescita economica all'interno del sistema regionale e quindi questo permetterebbe di aumentare il reddito di ciascuno di noi e di aumentare anche le tasse sia regionali che a livello nazionale. Purtroppo con la normativa attuale il vantaggio maggiore ce l'ha il governo centrale, però si può anche ipotizzare, una volta se ci fossero dei politici che hanno a cuore l'interesse del Veneto e quindi non l'interesse di altri soggetti, si potrebbe provare a ragionare con il governo centrale quando si andrà a discutere dell'autonomia differenziata. Come voi sapete, la Costituzione assegna questa possibilità di contrattare col governo centrale gli interessi di questo territorio rispetto a tutto il resto. Il Veneto potrebbe dire: ok, io farò degli investimenti produttivi attraverso una nuova moneta che permetterà di investire su questo territorio. Siccome però i vantaggi dal punto di vista fiscale saranno prevalenti per il governo centrale e non per il Veneto, chiedo che almeno una parte di questo guadagno fiscale possa ritornare indietro. E questo, secondo me, in un ambito di una contrattazione, nell'ambito della definizione delle autonomie differenziate, può essere una cosa su cui lavorare. L'altra cosa su cui si può lavorare, vi do qualche idea da questo punto di vista, siccome l'articolo 117 della Costituzione, quando parla di materie concorrenti tra Stato e Regione, parla anche di casse di risparmio regionali, banche regionali e via dicendo. Anche qui la Regione Veneto, secondo me, può provare ad imporre e a chiedere la possibilità di avere delle banche regionali pubbliche che siano finalizzate ai prestiti alle piccole e medie imprese, perché voi sapete che oggi purtroppo il sistema bancario italiano ha prevalentemente banche ormai straniere. Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi hanno prevalenza straniera e non più pubblica e quindi non più nazionale, e quindi le piccole e medie imprese fanno sempre più fatica ad avere prestiti da parte di queste banche. Avere una banca pubblica permette di poter fare quello che fa la Germania. La Germania ha il 60% di banche sul suo territorio che sono pubbliche, le famose Sparkassen, le famose banche pubbliche che effettivamente addirittura nel 2020, pensate, in piena pandemia, invece che andare alla ricerca del PNRR come abbiamo fatto noi chiedendo col cappello in mano all'Unione Europea questo obolo che poi in realtà dovremmo restituire, la Germania ha creato la bellezza di 820 miliardi attraverso le sue banche pubbliche, li ha immessi nell'economia senza fare niente. Per cui è fondamentale che una regione, se vuole riprendere la propria autonomia e la propria capacità di incidere e investire sul territorio, deve avere lo strumento di una moneta regionale emessa direttamente dalla regione e di banche pubbliche regionali che possano dare effettivamente ossigeno al territorio e possano creare le condizioni per migliorare la qualità della vita di tutti. Quindi anche se ci mandiamo dentro uno, due di loro, io spero che facciano poi il mastino, cane da guardia,
che nei confronti dell'eventuale, se non riuscite ad arrivare alla presidenza, chiaramente almeno però ci sarà la possibilità di avere qualcuno di noi che lì dentro starà attenti a fare gli interessi del Veneto e non gli interessi degli investitori speculatori finanziari. Grazie a tutti e per chi vuole approfondire ho portato l'ultimo libro che ho scritto, Risate sovrane, dove si parla effettivamente di come riprendere la nostra sovranità e chi vuole facciamo anche dei corsi online di economia, quindi se volete approfondire e capirci qualche cosa di più io sono a vostra disposizione. Grazie di tutto e in bocca al lupo. Grazie. Prima di passare la parola a Riccardo, vi voglio leggere un piccolo testo che leggo sempre in qualsiasi conferenza io vada, in qualsiasi circostanza, perché qui stiamo parlando di economia e l'economia sembra una cosa arida, però in realtà l'economia è la differenza fra la vita e la morte delle persone, fra la vita e la morte delle famiglie e fra la vita e la morte delle comunità. E come avete sentito anche quello che diceva Fabio, il fatto di avere una propria moneta, come cercheremo, come sono sicura che butteremo le basi del Veneto, può fare la differenza. Ma qual è il sistema economico che io vorrei per il mio Veneto? È tratto dal manifesto della sociosofia e ve lo leggo, che come bisognerebbe valutare un sistema economico. E io ho già visto in passato che Riccardo segue esattamente questa strada. Allora, per poter valutare un sistema economico dobbiamo porre alcune domande. La prima ci porta a chiederci se il sistema è efficace, se porta libertà, anche libertà di scelta, benessere e prosperità, e se offre alla società la possibilità di sviluppi favorevoli. Esso rafforza la dignità umana, incoraggia l'autostima e la creatività, protegge i più deboli, permette ai poveri di migliorare le loro condizioni, rafforza i rapporti solidali. Infine dobbiamo chiederci se il sistema economico sia trasparente, resiliente, equo, se rispetti la vita in tutte le sue forme e se abbia riguardo per la natura e le sue risorse. E da non dimenticare se incoraggi l'evoluzione pacifica dell'umanità e la collaborazione amichevole fra le singole comunità. Ecco, questo è il sistema economico che io mi auguro per il Veneto e spero che questo periodo metta proprio la prima pietra, il primo passo per arrivare a questo. Grazie. E ora passo la parola a Riccardo. Grazie Francesco.